I dati della Ragioneria dello Stato sono incredibili. Nel 2018 i cittadini veneti hanno speso di tasca loro per servizi sanitari 3 miliardi e 600 milioni di euro. Pro capite i secondi in Italia. Questo vuol dire che il servizio pubblico si è allontanato dai cittadini del Veneto e i cittadini sono stati costretti a rivolgersi al privato. E la spesa per la sanità privata pagata con i fondi pubblici copre il 17% del fondo sanitario. Questi due numeri da soli ci dicono che cosa è successo in questa regione in questi anni: servizi più lontani, poco accessibili e i cittadini che si pagano con i loro soldi e il loro portafoglio le cure e le diagnosi e le analisi che si fanno negli ospedali privati piuttosto che nei poliambulatori. Questo è il risultato della riforma sanitaria sbagliata proposta dal presidente Zaia, e questo è anche, si vede dal fallimento della gestione delle liste di attesa, che diventano sempre più lunghe. Basta parlare con i cittadini per capire che è una sanità più lontana e inaccessibile, e noi abbiamo bisogno invece di portarla più vicina ai cittadini. Bisogna innanzitutto rivedere completamente l'organizzazione, perché si è disinvestito dal servizio pubblico, a iniziare dai professionisti, dai medici, dagli infermieri, e si è allontanata anche quella integrazione stretta tra i comuni, i sindaci e le ULSS, che era un po' la ricetta per tenere assieme cittadini, comuni, servizi sociali e servizi sanitari.